mare. Pronto? Stai sentendo? Oh, Gianfri. Jonathan. Come siamo, mare? Oh, mare, sono io troppo contento di stai giocando, mare. Ciao, come stai? Sicuramente mandare a casa, mare, fino a rispondere. Allora non si scasso scasso, mare, come si? No, è che non sentivo il telefono squillare. Ma ti stai aiutando di mia, mare, sono Certo, Jonathan Spinello, mare. Mi sta conoscendo. Ma certo che ti Vai, riconosco. il numero uno, mare. Oh, ma dici da canzoni d'Oa, troppo bella, mare. Quale? Quale hai ascoltato? Ma poi ci rivedo, mare, gli dà. Come si chiama, mare, gli dà? Ma è Sexy Tag. Come fa, mare, come fa? Second the shake. Mare, ma a proposito, ma chi c'è? Problemi di pronuncia? Mare, ma chi si No, fa no. Com'è che fa, mare, ci scemo, com'è, mare, si scemo, chi è che dici? Non l'hai caputo, ma sogno gioco vecchio. È che anche io ogni tanto mi stocco tutto, insomma. Sogno gioco consumato, ma sai, adesso gioco spaccata. Guarda, oggi ci siamo a scuola, mare. Ma come? Ma ti dici che sogno gioco perso, ma non mi sta capendo. Guarda, oggi ci fu, guarda, le applicazioni tecniche, no? Siccome mare l'Icamastice è il numero uno nelle applicazioni tecniche, mare. Cosa conviene? Allora, a sera andiamo, oh, Carusi, andiamo a chiedere a scuola, perché andiamo a diplomare, stanno, andiamo a diplomare più forza, perciò domani ci siamo, domani abbiamo applicazioni tecniche, mare, all'Icamastice, domani devi stupire i professori, va bene? Mare, io è il numero uno per fare le proiezioni ortogonali della cartina, voi visti? Ma quale cartina però? La cartina, Marizzila, mare, deve essere quella lunga però, capisti? Quella Millennium, mare, ma non si fanno lì le quella proiezioni. Micron, mare, quella sottile, mare, in carta di riso, mare, fa proiezione ortogonale, ma per giunta tu dici, mare, è una cosa semplice, perché tanto la cartina è un rettangolo, mare, è una figura piana molto semplice. Hai scelto un mare, però tu c'è a fare tutta la proiezione giusta e c'è a fare vedere un mastici dal lato giusto, anche se all'Icamastice, mare, non l'avevi bisogno mastici, perché tu lo produci direttamente in lingua, mare, e ci ho perso. Comunque, mare, la cosa più spettacolare che fa l'Icamastice, mare, è la trasformazione della figura piana rettangolo detto cartina, mare, in solido. Cioè, mare, una figura piana in solido. Io di una cartina rettangolare che è figura piana, mare, ci fa nascere il cono, mare, io tu solo numero uno, mare, io due rullo magic, mare, il numero uno. Poi però, mare, all'Icamastice c'è magari su fatto che mica direttamente, qualunque Esatto, materiale, sì. mare. Ma gioco bello. Invece, mare, io mare, Dimmi. sto pensando di andarmene. Dove vai? No, perché non ce la faccio più, mare. Che è successo, ma c'è Jonathan? troppo crisi, mare. Ma sì, ma dove Perché voglio vai? diplomare, voglio andare a lavorare all'estero, mare. All'estero dove ti piacerebbe andare? Ma sa quanti amici miei ci danno aiuto, capisti? Io- Per esempio Massimo Nacanna, conosci a Massimo Nacanna? Massimo Nacanna è un amico nostro che non fuma assai, mare. Difatti si chiama Massimo Nacanna. Esatto, è moderato. Perché ne fuma che sei di una capotta. Il ragazzo è moderato. Ma si ne faceva chiare in Colombia, mare. In Ha fatto la sua fortuna, presumo. Ma lo sai, mare, sai che ci sono qualche 1.000 euro misi, mare, e io sai che fare, ci fa andare a candere chicchi do caffè. L'hai presente un chicco do caffè che ci va andare a canto mezzo? Sì, ho Chi presente. ci fa io, mare? A uno, casubbia o mazzolo, mare. Si mette dai, ci fa andare, mare. Lavoro artigianale. È un lavoro di scarpellino da caffè, mare, troppo bello. Eppure, mare, ci sono altri amici, mare, che hanno battuto. C'è un amico me, mare, che è a Amsterdam, mare, controllo qualità fumo, mare, troppo numero uno. Ti spacca vita, ti spacca pauno, mare, troppo bello. Ma a te mare. invece cosa piacerebbe fare all'estero? Mare, io non so, intanto mi voglio diplomare, perché ormai con questa crisi, mare, non ci ne può di più. Infatti bisogna sempre studiare. Me facci, alla ucciorno me facci, ma mi visti che erano mediano. Mare, io ero troppo disperato, mare, ero troppo disperato perché c'è troppo crisi. Eri un po' depresso allora. Siamo troppo consumati, oh mare, siamo troppo pessi, vuoi capire? Siamo pessi, mare. La uccisione vieni mi facci, mi dissi, Jonathan, che cos'hai che ti vedo così pensieroso? E ci si papà, non mi l'hai domandato mai. Mi dissi, non parliamo mai tanto, perché non parli con tuo padre? Dimmi, qual è la tua esigenza? Dissi, papà, ma chi te dire? Non c'hai manco una gattina, papà, manco una gattina c'hai. Quindi era questo il tuo problema? Mare, mi facci mi tagliavo, mi dissi, ok, vieni con me. E ora che tuo padre ti dia una mano, io te lo dici, ma chi sta qua sta testa? Papà, ma chi si gioca verso magari tu? Mi facci capire una gattina mia. Oh pare, mi buttavo un doso studio, era più un casciolo da scrivania e mi E disse, cosa hai trovato? tieni,
Mare, mi resi una figurina di Evaristo Beccalossi quando giocava con l'Inter, mare, ci si va qua, ma che cattina è? Della Panini, mare, ma dai la cattina da Rizzila, vabbè ci si va, rammi lo stesso, che almeno chi sta mica sola, non c'è bisogno manco Callicchi, mare, ti stai salutando, metti la casura a Pinnuacci, mare, ciao Jonathan, sta che siamo gioppo pezzi. Ciao Jonathan. Alla Catalla su Radio Fantastica. Ok ragazzi, ok Fantastica, ok alla Catalla, ok signor Castiglia, ok non mi fai chiamare.